Il primo allarme è scattato a mezzogiorno di domenica quando le fiamme si sono sviluppate nella zona alta in prossimità della vetta del Monte Summano, frequentata nei giorni festivi da molti turisti. Immediato l'intervento prima della protezione civile e poi dei vigili del fuoco. Poco dopo le 15 l'arrivo dell'elicottero che per circa 3 ore e mezza ha continuato i suoi viaggi. Difficile e impervia da raggiungere la zona del primo incendio, domato intorno alle 20. Erano da poco rientrati a casa i soccorritori quando alle 20:30 è stato lanciato un nuovo SOS. Le fiamme questa volta avevano colpito una zona più bassa, Praminore, la stessa danneggiata nel marzo di 2 anni fa da un incendio sicuramente di natura dolosa. Ed è stato proprio quest'ultimo, domato nel cuore della notte, a ripartire all'alba di lunedì intorno alle 6 a causa di un focolaio rimasto a covare e alimentato dal terreno siccitoso. Una mattinata di duro lavoro per gli uomini del Servizio Forestale Regionale, coadiuvati da vigili del fuoco e volontari, che hanno avuto ragione dell'incendio solo intorno a mezzogiorno e solo grazie al nuovo intervento dell'elicottero. Grande la preoccupazione per tutta la comunità di Sant'Orso in queste ore, con il sindaco Franco Balzi a sorvegliare l'area. Adesso si apre la delicata fase della conta dei danni, con il timore che le condizioni attuali e la mancanza di pioggia possano alimentare nuovi focolai.